Oppure attraverso le pagine Facebook, dove tra poco vado a prendere una domanda che è arrivata che fa riferimento a uno dei titoli del Corriere della Sera e alla presenza di Casson ieri qui. Vado a cercare il titolo, lo prendo a fondo pagina, la vicenda drammatica, tristissima della piccola Yara. Esame del DNA, 10 persone, delitto di Brembate, accertamenti su chi in zona ha precedenti per reati sessuali. Mi chiedeva Stefano Zanet, vorrei sapere cosa ne pensa l'assessore Stival, se condivide il parere espresso ieri da Felice Casson qui in questa trasmissione riguardante la pena per l'omicidio della giovane Yara, e aveva detto in questi casi ergastolo al colpevole. Ma io sarei perfettamente d'accordo con il senatore Casson che ci vuole l'ergastolo per questo tipo di colpe. Ormai però in Italia che tu uccidi un bambino che non va toccato neanche con un fiore, se si può dire, nel senso di che non vada fatto assolutamente mai nulla ai nostri bambini, ma il fatto stesso che ormai che uno delinqua per rubare una gallina o per stuprare o per uccidere, come in questo caso la piccola Yara, ahimè temo che l'ergastolo sia difficile che lo faccia, ammesso che lo prendano. Purtroppo ormai siamo in uno stato di diritto, di veti incrociati quando si parla in termini di giustizia, che ahimè ne vediamo delle belle, anzi delle brutte, di fronte anche a efferati crimini come questo. E non solo, però, appunto fatto il senatore Casson, in questo senso diceva anche ci sono reati per cui andrebbero esclusi i possibili benefici di legge che portano poi i colpevoli a uscire dopo quelli che per me i 10-15 anni di carcere a fronte di certi reati sono pochi anni di galera, e anche qui devo dire che mi sembra che possiamo essere tutti d'accordo, compreso un parlamentare in questo caso del centro-sinistra, che forse andrebbero riviste le leggi che permettono certi vantaggi davvero difficili da capire. Questa purtroppo è l'Italia dei veti incrociati, del buonismo, di tutto quello che ci va dietro e che alla fine... In questo devo dire, non ce la si può prendere con i magistrati che applicano le leggi per quelle che sono. Quindi No, se uno ha diritto di uscire è giusto che esca. Dobbiamo prendersela col Parlamento, ma il Parlamento, ahimè, è fatto di molti avvocati. Parlo di destra e sinistra, in questo caso è trasversale. È storia, di avvocati, non sono tutte leggi fatte né oggi né ieri, ahimè, quindi... In cui che per veti incrociati ne facciamo ben poche di cose positive per poter dare certezza o tranquillità ai nostri cittadini e a tutte le persone per bene che ci sono in questa nazione.